Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, torniamo su GP4 Fiori gara in Indianapolis in questo 2004 comendiano, dove la macchina non mi ha dato un feedback importante. Barrichello all'ultimo prende la pole su Michael Schumacher, per noi solo un ottavo posto. Non sarà facile ragazzi, l'obiettivo è sperare in un podio, ma la vedo abbastanza impossibile. Vai raga, io ci provo, ma la macchina non mi ha convinto a Indianapolis. In qualifica. Pop. Clutch out, we're green. Light green. E si gode. P6, we have P6. PSX. You have P5, P5. Ma va Ralph, Dio. Buono. Fourth position, you're in fourth position. Nella posizione una volta era una gara favorevole, una volta. Attenzione però, Michael supera tutti. È primo Michael, Barrichello addirittura terzo. Il mondiale comunque non è ancora finito, abbiamo molte chance ancora se riusciamo a fare qualche filotto. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Adesso però Schumi sembra aver trovato l'alchimia giusta con la Ferrari. È chiaro che nella Formula 1 del nuovo corso, dal 98 in poi, con Albidoro azzerati, è la Ferrari a dominare la scena. Nel prossimo anno sono previsti cambi regolamentari che possono stravolgere l'ecosistema Formula 1. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Bisogna capire se Juan Pablo Pume ha la forza di reagire. Certo che Schumi sembra di un altro pianeta. Macchina migliore e pilota migliore. Io sto dando tutto per cercare di recuperare, ma sto rischiando. Ogni curva può essere il testa a coda decisivo. Che la Ferrari sembra non sbagliare più un colpo. Tanto c'è lotta tra Kimi e Barrichello e devo approfittarne. E a caccia il Cume. Ormai è passata la delusione per il mondiale scorso, ci sta, ne ho vinti magari anch'io un po' all'ultimo con fortuna, ci sta a perderne uno così, però attenzione Barrichello se supera Kimi so cazzi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Dai, buttatevi fuori a vicenda. Attenzione Barrichello fa il sorpasso e la Ferrari è pronta al double, alla doppietta. Dai però, che cacchio, non esco, non ho ritmo, non ho ritmo. Cioè, è un buon ritmo, non è skin scandaloso, però sembrano avere qualcosa in più davanti. Almeno il podio, cacchio. La macchina purtroppo è quello che è quest'anno. Non riusciamo a guadagnare 1,4 da Kimi. Fastest di Barrichello. Ralph è sesto. Scodata del Cume. Scusate se parlo poco, ma
Sto cercando di tirare il più possibile, ma non riesco minimamente. Anzi, sto perdendo da Kimi. È dura. Qualcuno ancora continua a dire che solo con questa Ferrari poteva vincere Veneziano, perché ha vinto dei mondiali anche a pari punti. Ma il Cume non ci sta. E sa che l'altro anno ha perso proprio per un errore scandaloso, ma un errore all'ultima curva dell'ultima gara, cioè incredibile. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Scusate, sentivo un rumore strano. Mamma mia, quello rischiata, eh. Tanto l'Alfa è quinto. Yellow flag, yellow flag. Yellow flag. Purtroppo non davanti a noi, però la yellow flag. Proprio Coulthard dietro di noi, proprio David Coulthard. Per quello Ralph ha guadagnato la posizione. Mamma mia, Schumacher in una fuga devastante e io non riesco a prendere neanche Raikkonen. Purtroppo. Mamma mia, Schumi sta volando, Michael. Michael vola. Fuori anche Bruni, fuori Carla Bruni. Cerchiamo di prendere... Anche Webber, attenzione, problemi per tantissimi piloti adesso. Sicuramente un incidente ai FLI box. Il Cume a caccia. Niente, non riusciamo a prendere il podio. Dai, ma col podio, fioi. Aiuto. Questo ritorno alla Williams per Veneziano dopo la parentesi iniziale del primo anno sta portando a buone cose, ma non sta portando nessun titolo né piloti e né tantomeno costruttori. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Mi sono avvicinato molto adesso però a Kimi, Ci sta provando il talentissimo. Quando c'è dietro il Cume comunque gli avversari hanno paura, Mamma mia che sorpasso. You've moved up to P3. Mamma mia, qua ho fatto veramente una cosa magistrale. Il problema è che le Ferrari sono imprendibili. Ci vorrebbe il ritiro di Michael o Michael. Ancora yellow flag comunque. Però è solo un testacoda. Dai ragazzi, dai ragazzi. Siamo lenti, siamo lenti. Abbiamo un avversario di punta bassissima. Just 3 laps to go now. 3 laps. Dai, ma qualche problema alla Ferrari, no? In questo 2004 devastante. Ci sta provando il Cume, ci sta provando.
il Cube è a caccia. Yellow flag, ma purtroppo non è davanti. A occhio, ci stiamo avvicinando forse, che mancano pochi giri. Ci stiamo avvicinando, sì, cazzo, Yellow flag ancora, yellow flag. Fastest lap, adesso. Arriva adesso il fastest che non serve a molto. Giorgione Pantano fuori. Peccato, il potenziale c'era. È una macchina strana. È una macchina strana questa Williams 2004. Mamma mia, stiamo guidando alla grande però adesso, E che manca troppo poco. Questa macchina ha tanti problemi in qualifica, anche adesso c'erano qualifiche abbastanza scandalose, mamma mia, che non hanno problemi di gomme, Barrichello gira veramente piano, come scatenato, almeno se dai, sarebbe un giro, però davvero duro recuperare 1 secondo e 2, ragazzi, bruciati 3 secondi, in 1 secondo il giro sta mangiando Rubigno. This is your final lap. Mamma mia, final lap of the race, final lap of the race, che è l'ultimo giro. Tanti ritiri oggi, ma non quelli che volevo, cioè Michael. Tutti e due abbiamo 3 titoli mondiali. La Ferrari vuole la doppietta. Bastava un altro giro e me lo ciucciavo, Barrichello. Incredibile, incredibile. Dai che sente la pressione per Rubigno. Proviamoci almeno. Mamma mia. Mamma mia. Attenzione. Ma nei ritirini siamo lenti. Un giro bastava. Un fottutissimo giro. Vabbè. Vince Michael. Vince Schumacher. Noi terzi, ma ci siamo. Sono molto soddisfatto comunque della mia gara. Good job. E fastest lap. Incredibile. Michael Schumacher 60, Juan Pablo Cume 51, Barrichello 51, siamo tutti là, però qua ragazzi disastro a Manicure, non siamo riusciti a trovare proprio il setup, doppia pole Alonso Trulli, ragazzi, le Renault stanno cominciando a svegliarsi, ma anche le Ferrari però settime e none, noi disastrosi 14esimi, proprio qualifica strana un po' per tutti. Ok, vediamo qua, perfetto. Dai raga, anche le Ferrari sono dietro, possiamo recuperare qualche punto secondo me se facciamo una bella partenza. Clutch out, we're green. Light green. P12, we have P12. Classico P12 come andiamo. P11, you've taken P11. Dai che ce lo ciucciamo Barrichello. Ti qualifica sta macchina, fa schifo ed è qua che sto perdendo tanto. Vada Barrichello, vada Bari. Me lo ciuccio Barry, me lo ciuccio. Oddio, non ci credo. You have P5. 4th position, you're in 4th position. No ragazzi, ho fatto il miracolo. Era praticamente incidente, invece mi sono salvato. Era finita, madonna, mi sono visto veramente tamponare Schumi e Ralph, e c'è i 2 fratelli. E invece li supero entrambi e siamo quarti. Le partenze come indiane. Comunque ho cambiato layout di Manicure, ovviamente preferivo quello vecchio, ma... Adesso vediamo se c'è margine.
Mamma mia, che partenza furiosa. Fastest di Alfonso, fastest di Alfonso. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Ferrari molto male finora, eh. Niente, noi abbiamo sempre all'inizio gara comunque un passo da cioccolatai. Mi metterei la firma perché finisce così la gara. Ferrari non ha punti e io quarto. Yellow flag, yellow flag. Yellow flag, macchina ritirata. Bisogna capire chi è. No, è tornato, quindi boh, non capisco, forse problemi di risolti. Tutto molto bizzarro, Magni Curdine Ver. Ancora fastest di Alonso. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Schumacher 10º, Barrichello 11º. Incredibile, signori. Incredibile a Magny Cour. Deve finire così. Se finisce così io sono iper felice. Veramente qua Magny Cour sento la macchina proprio male dal punto di vista di guidabilità ma anche di velocità. Infatti sto perso un secondo quasi. E la prossima è Silverstone che sulla carta non è certo una gara favorevole purtroppo. Ancora Alonso che ha un ritmo indiavolato. Qua continua a perdere. Male, male, male. Molto male oggi. Però siamo davanti alle Ferrari. E Coulthard è vicinissimo, ragazzi. Proprio non c'è ritmo qui a Magny Cour. Quindi ogni curva devo frenare sempre un po' di più perché sennò rischio il testacoda. Setup inaccettabile qui in Francia. Comunque almeno siamo stati testimoni del sorpasso più incredibile della storia del Cube fino a questo momento. Vediamo se come a Indianapolis la macchina migliore nella seconda parte, però stiamo proprio andando male. Coulthard mi supera qua. Mamma mia, Coulthard per poco. No, no, non ci siamo oggi. Dovevo solo sperare finisca così, per recuperare punti importantissimi. In ottica mondiale. Mamma mia, Coulthard ha rotto 3/4 di pacco. Sicuramente
Entriamo in un punto non favorevole al cume. Nicuro è già un po' più favorevole. Però Silverstone, ragazzi, proprio no. Mamma mia, vedi, c'è proprio la macchina scorbutica. E tu rientra in gioco Jarno, perché Jarno ne ha 41 di punti. Mamma mia, che Renault, signori. La Renault si sta preparando per il prossimo anno che sulla carta ha un progetto vincente. Staremo a vedere. Bisogna capire cosa farà anche il Cume. Questo è l'ultimo anno di contratto. E se non porta a casa nulla, ci può essere un ribaltone. Tanto ancora Coulthard vicinissimo. Noi paghiamo tanto la velocità. Fourth position, you're in fourth position. Dobbiamo cercare di finire la gara. Sarebbe già importante. Il Cume è a caccia. No! Mamma mia. Qua ho preso paura, raga. Sì, cerchiamo di gestire, ragazzi. Non ho proprio la forza di andare avanti in sta gara. Yellow flag, yellow flag. E ho paura sia cool. Attenzione, ancora Coulthard problemi. Che non lo vedo più. Sì, David Coulthard. Quindi guadagnano una posizione le Ferrari tutte e due. Mamma mia, che stagione sfigata per Coulthard. Oh. Mamma mia, sta prendendo le bombe dalle due Renault la McLaren, però, La McLaren è un po' risalita, dopo un inizio di mondiale disastroso. Just 3 laps to go now, 3 laps. No, no! L'ho persa. Mamma mia. Mi è andata bene. Ma dobbiamo finire presto questa fottutissima gara. Il Cume è a caccia. Ma mi sento salto, mi ha recuperato 3 secondi in un giro, fioi. Mamma mia, come siamo presi male. Ti prego, arriviamo quarti, sarebbe importante arrivare quarti. 2 laps remaining. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Non posso più farla neanche quasi in pieno ormai. Molto bene.
8. Parlo poco perché sono abbastanza teso. Ma va sempre. No, eccola là. Salvato, miracoloso. Ah, porca No, non ci credo. You're down to P6, P6. Non lo tengo più, ragazzi. P5. Non lo tengo più. È ufficiale. E così ne guadagna anche la Ferrari. Final lap of the race. Con Barrichello ottavo. Io perdo un'altra posizione. Siamo quinti, ma sono in strada di difficoltà. Mamma mia, difficoltà mostruosa. Mi scuso con Sato. Non l'ho minimamente visto, cioè nel senso non sono riuscito a frenare in tempo. Che bordello dietro. Genè. Ah, è vero, non c'era Ralph. Forse è per l'incidente, forse a Indianapolis. Ti prego, finisci presto, gara. Certo che perdere sto punto mi girano i coglioni. Speriamo non sia decisivo. Vince Alfonso. Il ganador è Alfonso, che sta arrivando. Alonso sembra proiettato a una grande carriera. Vedremo. Per noi un quinto posto un po' amaro, ma va bene. Recuperiamo qualcosina. Ragazzi, nonostante i grossi problemi, siamo tutti là. Michael Schumacher 60 punti, Veneziano Montoya 55, Barrichello 52, quindi siamo a 5 punti dalla vetta con Barrichello che tallona, e anche Trulli ha ancora chance a mio parere. Poi via tutti gli altri. Costruttori equilibrata con Ferrari 112, Williams 97, Renault 77. Incredibile, una Ferrari non dominatrice che secondo i test doveva essere la strafavorita a vincere tutte le gare. Mentre totali siamo sempre in testa, Juan Pablo Cume 3, Barrichello 2, Schumi 2, poi Ralph, Button, Alonso 1, quindi 4 Williams, 4 Ferrari, 1 Bar, 1 Renault, e le pole totali, sempre Veneziano e Montoya al comando, Button 2, Schumi 2 e via tutti gli altri, con la Williams comunque domina le classifiche di vittorie e pole, ma non siamo primi in classifica mondiale. Dopo 10 gare abbiamo 3 vittorie, 3 pole, 6 podi, 2 ritiri. Raga, un saluto del comandone veneziano, ciao!